Cioè, vedere tanta gente, tanti amici che si radunano. Vedere tante persone, gente vera, gente del territorio che nonostante quello che stiamo attraversando, le difficoltà che sta attraversando la Sardegna, il nostro territorio, sono qua oggi, a dimostrazione che c'è ancora voglia, c'è ancora gente che ci crede e che ha necessità di avere una speranza soprattutto per i nostri figli. Ecco, io credo che io, tutti quanti, siamo qui per dare una speranza a un territorio che è il Sulcis, per contribuire a dare una speranza alla Sardegna, per cercare di dare un futuro ai nostri figli. Questo credo che sia la risposta oggi di chi vuole dare un futuro al nostro territorio. Grazie davvero di cuore per essere qui. Grazie agli amici che mi hanno incoraggiato in questo percorso. Grazie perché per chi non mi conosce ed è qui per ascoltare vi racconto. Grazie Nicola per quello che fai, ci sarebbero tante cose da dire, l'ora è tarda, credo che tutti vogliamo sentire Cristian, quindi Cristian Solinas, Presidente della Regione Sardegna. La citiamo, ma Grazie Paolo, grazie a ciascuno di voi. In verità, dopo gli interventi esaustivi di Paolo, di Pierfranco, di Marinella, Elvira, Giuliano, credo che a me resterebbe quasi solo un compito sacerdotale, cioè benedire questa assemblea e mandare la gente, rimandarla a casa. Però credo che ci sia invece il tanto per fare con voi alcune considerazioni. Uno, non è banale il fatto che in una sera come questa tante persone abbiano rinunciato ad utilizzare questo tempo per i propri hobby, la famiglia, altre attività, per assistere ad una presentazione di un candidato alla carica di consigliere e di un candidato alla carica di presidente. Anche perché io so benissimo che stare da questa parte del microfono è quanto di più difficile in questo tempo, perché la gente non crede più a niente a nessuno. Le avete provate tutti. Questa volta ha avvertito che è la partita per salvarci. O ci salviamo noi o non ci salva nessuno. Reduci hanno dato vita al più bel progetto politico di riscatto della Sardegna che a mio avviso noi sardi abbiamo avuto l'avventura di esprimere, e cioè il partito Stato da Sardegna. Noi siamo gli eredi di quei giovani, di quei ragazzi, e per questo abbiamo, rispetto ai sardi della Sardegna, una responsabilità in più. Ed io, con Paolo, con Nanni, con Pierfranco, Marinella, Elvira, Diana, con ciascuno di voi che siete qui, questa responsabilità voglio prenderla fino in fondo. E a chi mi dice, ma chi te l'ha fatto fare ad andare nella Senato, tornate in Sardegna, avendo tutti questi problemi? Dico, per un sardo, per un statista, poter fare un centimetro in più sulla strada del progresso di quest'isola vale davvero la vita. Forza avanti! Grande Cristian, bravo. Avete regalato una grande serata. Mi avete ridato quella vitalità e quella forza che ci deve contraddistinguere. Io vi ringrazio con tutto il cuore, ringrazio tutti gli amici, permettetemi, che mi sono stati vicini in questi giorni per organizzare e preparare questa candidatura. Ringrazio Teresa, ringrazio Franca, ringrazio Daniela, ringrazio il Giuliano, ringrazio Antonino, ringrazio Massimo, e ce ne sono altri che vedo oggi qua presenti, e sono tanti
che hanno fatto sì che prendessimo tutti insieme per l'ennesima volta questa decisione, e a quanto pare la decisione giusta, perché l'affetto che ci avete dimostrato stasera, come diceva Cristian, un martedì dove tutti montati dal lavoro siete venuti qua, dove avevate da fare molto di meglio che stare qua alle 8 di sera ad ascoltare delle persone che col clima che c'è diranno probabilmente le cose che diranno tutti. Non è così. Noi ci crediamo, abbiamo il cuore, abbiamo la testa per farlo e abbiamo un progetto per questa Sardegna. Quindi tutti insieme, non facciamoci ingannare, forza Paris, viva la Sardegna! Quando torra in domo tue in sa cara de Madonna, vado un'ombra indecifrabile, un mistero indefinibile, tutto un mondo che non conosco, dai Zeus de esos ogros tuos, tu no sei Maria, su silenzio casa tue, noi ste cu due mamma una, est una calma che m'assusta da, che mi fa che è più fragile, un tormento che mi serra su sentimento in coro meu, tu non sei Maria. Paolo Tessì in diretta a caldo, insomma è stata davvero una grande emozione questa serata, anche per te, ti ho visto con gli occhi lucidi. Come si può non essere emozionati di fronte a un bagno di folla così? Adesso, a prescindere che poi la gente vada a votare a me o chi, però ha voglia di risposte. La Sardegna è il motore, può essere il motore per la ripresa della Sardegna. Paolo, allora in bocca al lupo per questa nuova candidatura, insomma. Grazie mille, un abbraccio e forza Varis. Grazie a te Paolo. Cristian Solinas, siamo al termine di questa assemblea, candidato alla presidenza della regione, è stata davvero una grande emozione, no? Tantissime persone. Tantissima gente, il Sulcis è sempre generoso nelle sue rappresentazioni, ma dobbiamo essere attenti al grido di dolore che è venuto da diversi settori. Questa candidatura di Paolo a rappresentare il territorio e mia personale per la presidenza della regione vuole rappresentare una promessa di riscatto che passi attraverso la restituzione dell'orgoglio, della dignità a ciascun sardo di poter abitare anche in questo territorio felicemente. In bocca al lupo, Presidente. Crepi il lupo e forza Varis, sempre. Chi mi va ma fa